Una bomba mediatica che si abbatte su una cittadina a stagione balneare praticamente appena iniziata. Il focolaio dei 43 contagi da Covid emerso alla sede della Croce Rossa getta un'ombra sul futuro turistico della stagione in corso per una località, Jesolo, che nonostante i numeri in calo di quest'anno guardava con fiducia alle presenze e alle prenotazioni turistiche più performanti se paragonate alle sorelle della costa veneta. Credo sia doveroso nel rispetto alla località e di come ne sta risentendo a livello mediatico e quindi come sarebbe successo in una struttura nostra, in un qualsiasi socio, le responsabilità se ci sono, e credo oggettivamente ci siano, perché 42-43 contagi in un'unica struttura vuol dire che ci sono state delle colpe e delle negligenze, e credo che nel rispetto alla località queste vadano accertate e chi ha sbagliato, come sempre, non paghi a livello mediatico, non sia una gogna, ma debba rispondere. Albergatori ed esercenti che condividono sbigottimento e amarezza sulla questione. Proprio voi che fino a qualche giorno fa eravate nell'occhio del ciclone per la questione Movida. Proprio per questo siamo arrabbiati, cioè a noi danno la responsabilità oggettiva e fanno chiudere i locali anche quando quelli che causano certi momenti di disagio non hanno bevuto in quel locale, però ci ritengono sempre responsabili e poi ci accorgiamo e pur con questo dal punto di vista sanitario nulla è successo perché nessun caso finora si è verificato nei nostri ambienti. Un caso isolato e circoscritto, ci tengono a sottolineare che questo sia il messaggio ai turisti, sperando che l'impatto sia minore delle aspettative. Per esercenti albergatori che puntano per agosto ad un 50% di fatturato, benzina sufficiente da tenere in serbatoio per ripartire col turbo nel 2021.